Mandi, aduc dai TNF. Mi presenti, io sono Attilio Amleto Albertarelli e us trasmet dalle special sede dal Chiast. Quel che sentisi sottofondo ha un rumore particolare e le lavatrici che sta funzionando. Usgnot volevi fare il divulgatore scientifico e avevo detto a di una rappresentanza importante dal nostro Friuli. Il murador Furlan di una volta. Il murador Furlan di una volta era armato essenzialmente di tre robis: le chiacce, il garzon e il bottiglione. E il murador di una volta non beveva lui, né a lavorare né a bevi. Tanto è vero che quando non beveva vin, misure più piccole erano la Moretti Birra 33. E se le signore gli portava fuori le staccis, lui diceva: "Parce, tante tazze, che non mi covente." E andava in davanti a troncare questi sbottigli. Non si può riconoscere il murador Furlan di una volta, si può conoscerlo dall'engagio. Innanzitutto le sue grammatiche è basate sulle bestemmie. Lui non può fare un discorso senza tirare su quattro ludros. Quattro in una frase. Se non basti, al zonte. E se tu tiravi via le bestemmie, il fil del discorso non funzionava più. Il murador di una volta, che è il Furlan, tu lo potevi riconoscere anche dalla particolare colorazione delle piedi. Perché l'era trissis come una zebra. Sì, esattamente, come una zebra, perché aveva il tocco, gli chiappava sorelli, i bras, le muse. E quando allave, se allave al mar, tu lo conoscevi di calavie con le panze delle mettude blanche. E il loro fisico, il fisico del murador Furlan di una volta, era un evore particolare, muscolosissimo dai bras e ciccione. Aveva detto che il murador di una volta difficilmente allava in feris, come che dicevi, preferiva mandare le femmine e i frussi in feris, e lui passava il tempo chiase a ce fa, a lavorare. O aveva sempre di fare che il ghetto, aveva sempre di fare che il toccut, che mangiava di finire, chiase, so. Oppure all'aveva all'orto, o salveva e all'ava anche ai chiams. Aveva detto anche che quando all'aveva al bar, all'aveva a tabaiare di lavoro, perché poi in cantina, poi il bar, per lui sempre di che si trattava di murador. Il murador di una volta, che è il Furlan, era un lavoro bravo a tirare su il garzon. Il ruolo del garzon era che il di scintili, sempre, sempre, e imparare il mestiere, e tira su grandi balli, perché dopo dalle 5 non le sentiva più, o meglio, le sentiva se non beveva come il muratore che stava insegnando il mestiere, che non si limitava a insegnare alle betoniere, e contava anche se mu bevi, troppo bevi, quando bevi. E entri tutta una frasca che bevi in due blanc, beh, tu ordini il neri, tu sei sicuro che fa schifo, però tu sai che non di più. Il murador di una volta faceva i lavori e non necessariamente io faceva bene o male, io faceva, perché lui non lavorava, lui era un artista. E se faceva qualche cazzata, se faceva qualche caldano in posto arte, se erano dalle licenze poetiche che venivano accettate. Il murador di una volta che il Furlan probabilmente non aveva più dalle quinte elementari. Tanti volte senza mancul, però era in buon di fare dei cons in 30 secondi. Il bulo da ingegnere erano in grado di fare e portare fuori. Il murador di una volta come un po' in estinzione, perché stanno una in pensione, tanti purtroppo non sanno la SAS, ma il murador di una volta vivrà sempre tra le memorie dei muradori di Cumò, perché sono Cumò che sono in su le loro chiasis, le loro situazioni e le loro maniere di fare. Per concludere, us dis che il murador di una volta di domenica si vestiva come il murador durante le settimane, sul net e un impie elegante. E conquista le dot dalle nostre divulgazioni scientifiche dai TNF special dalle soffitte o dal chiast, come capisci voi, che avessi in tutto fin come oltre a Tilio Amleto Albertarelli, hai le lavatrice che sta continuando a lavare i vestiti di lavoro, che bisogna incantarlo, unis.